Buongiorno mondo, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video siamo qui riuniti, io e alcuni prodotti, per parlare un po' delle fastidiose zanzare e punture. Prevenirle? Curarle? Non lo sappiamo. Ucciderle? Schiacciarle? Direi di sì. Sono veramente fastidiose. Perché questo video? Perché io lancio i miei super mega sondaggi nelle storie di Instagram, dove l'altro giorno ho fatto vedere Raffaello era tutto morso dalle zanzare, ma io non credo sia stata una semplice zanzara, perché ogni morso sembrava un brufolone così alto, duro, sembrava una ciste, quindi era veramente preoccupante come situazione, perché ne aveva tantissimi. Dicevo, ne aveva tantissimi, quindi da lì poi vari consigli, vari suggerimenti, varie domande, come lo stai curando, cosa gli stai mettendo. Ho chiesto se poteva interessare un video sui prodotti che io sto usando, che uso solitamente per quanto riguarda il discorso zanzare. Mi avete risposto di sì e io ho... Manca qualcosa? No, è tutto qua, mi mancava un pezzo, perché nel frattempo poi questi mi rubano le cose. Ho raccolto tutti i prodotti che io uso, adesso te li faccio vedere, anche perché sono per le zanzare, ma non solo. Allora, iniziamo da lui. Il talco non talco è di fiocchi di riso. E praticamente questo prodotto è una specie di talco liquido. Diatribe in sottofondo. Perché? Ti leggo qui cosa c'è scritto. Ti leggo qui cosa c'è. Leo, amore, non lo fate cadere però, ok? Ti leggo qui cosa c'è scritto. Regola naturalmente la sudorazione e odori, creando un aroma barriera con amido e olio di riso, estratto di calendula e olio di oliva biologico certificato. Allora, questo me l'ha consigliato una delle mie amiche mamme, che l'ha usato per la bambina che aveva la sudamina e mi ha detto che per le zanzare è ottimo. Difatti questo talco non talco spalmato sulla pelle dei bambini, non per stare a casa, ma io lo uso quando usciamo, regola la sudorazione, che è quella che attira maggiormente le zanzare. Difatti lei lo conosceva per curare la sudamina e me l'ha consigliato anche per questo motivo. Dicevo che io prima di uscire comunque cospargo un po' i bambini con questo talco non talco, soprattutto se andiamo in posti all'aperto dove ci sono, magari in qualche locale dove c'è qualche piantina e so che lì magari si raggruppano le zanzare, onde evitare fastidiose punture. Macchia, quindi fallo asciugare bene prima di vestirli. Si trova più o meno ovunque. Io l'ho preso però su Amazon, nell'info box, qui la freccetta che trovi qui in basso, aprila, ti scrivo link, ti scrivo cose, così tu se cerchi trovi lì dove andare. Lo dico perché poi ogni volta anche su Instagram capita che mi scrivete dove lo trovo, dove l'hai preso. Io scrivo sempre, specialmente nei miei video YouTube, dove potete prendere le cose che vi faccio vedere. E questo è uno. Poi, sempre per quanto riguarda la prevenzione, per prevenire le punture, ho preso e ho usato questo l'ho comprato alla Coop al supermercato e si chiama Zig Zag Insetti Via. Io dico, ma questi nomi chi glieli mette a questi prodotti? Faranno dei sondaggi? Lozione corpo, repellente di insetti, antipuntura tropical, zanzare comuni, zanzare tigre, tropicali e zecche. E questo è ottimo tra tutti quelli che ho gli scaffali, e mi ha conquistato lui anche perché c'è scritto che è anti-zecche. E siccome noi capita che andiamo spesso a passeggiare nei boschi, nei parchi, dove può capitare che ci sono queste zecche, c'è anche il gusto lime amaro che ho visto adesso. Una spruzzatina di queste nelle parti scoperte, braccia, gambe, eccetera, e dovrebbe prevenire. Oddio, il suo lavoro lo fa, io l'ho usato e fino ad ora
vuoi perché funziona bene, vuoi perché dove sono andata non c'erano zanzare. I miei bambini sono stati salvati da questa situazione. Ah, queste erano le salviette antipuntura, insetti e zanzare con aloe vera per tutta la famiglia. Zecca, adatto anche a donne incinte, zanzara comune e zanzara tigre. Ma sta zanzara tigre sarà secondo me quella che appunto Raffaello l'altra notte. Queste sono uguali ma sono solamente in formato salviettine, quindi lasciano il tempo che trovano secondo me. Infatti ne ho prese solo una ma non l'ho usata ancora, ma vedremo. E questo te l'ho detto, l'ho trovato alla Coop, è costato 8 euro di bontà. No, aspetta, no, questo non è costato 8 euro, questo non me lo ricordo quanto è costato, ma sarà costato di meno, sulle 5 euro mi sembra, tutti e due erano insieme. Poi, ultimo ma non ultimo, cosa amore? Un camion, bravo! Ultimo ma non ultimo, lui. Questo mi ha salvato un pochino. Post puntura. È una penna che ho trovato sempre alla Coop. Era questo, 8 euro di bontà. Questa cosina qui. È di Vape, si chiama Vapederm 100% di origine vegetale, gel dopo puntura, idratante e lenitivo. Io non so tecnicamente cosa c'è dentro, ma so solo che è stata l'unica cosa che ha asciugato e ha dato sollievo a Raffaello, perché abbiamo fatto 2 notti in bianco perché aveva troppo prima. Io ti dico, lo guardavo e mi veniva prurito a me solo a vederlo. Quella notte ho messo le goccine balsamiche di May, niente, ho messo la Gentalin che anche la pediatra mi aveva consigliato quando ci sono queste punture, un po' di cortisone non fa male, anzi, niente. Disperata sono passata alla Coop perché quando ho preso questo io mi ricordavo di aver visto questo, ma erano un post puntura, quindi ho detto non mi serve, noi dobbiamo prevenire, ma ciò nonostante la zanzara che ci frega sempre c'è. Quindi vediamo se c'è scritto cosa c'è. Un prodotto cosmetico per alleviare il fastidio, ok, lenitivo e rinfrescante, sì, ma delicato sulla pelle anche per i bambini e pelle sensibili, ok, ma fondamentalmente di cosa è fatto? Ingredienti 100% originali di piante senza ammoniaca e con aloe vera. Comunque ragazzi, è fantastico. Nella confezione c'è scritto che è per le punture di zanzare, mosche tafani, non so neanche cosa sia se devo essere onesta, io sapevo che le mosche non pungevano, api, vespe e meduse, quindi questo è comodo da portare sempre, è comodo da portare sempre in borsa e praticamente si presenta così, è una penna roll-on. C'è qui una pallina di metallo, si spalma, consumato 2,50 euro di prodotto per farmelo vedere. Però questo veramente, se non sapete cosa prendere per alleviare per le punture delle zanzare, per avere un po' di sollievo, io ve lo consiglio. E mi sembra che ti ho fatto vedere tutto. Sì. Fondamentalmente queste sono le cose che io porto sempre in borsa. Questo no, questo se so che andiamo in un posto all'aperto e che probabilmente ci sono zanzare, io prima di uscire me li spalmo per bene, prima di vestirli mi raccomando, perché macchie vestiti. E questi invece li tengo, no questi li tengo quasi sempre in borsa e devo dire che fino ad ora mi sono trovata veramente bene. Niente, ho detto tutto, mi sembra, sì, però mi raccomando, se ti piacciono i miei video iscriviti al mio canale attivando la campanellina e lasciami un segno del tuo passaggio e ci vediamo alla prossima.